Sono due ventenni presunti responsabili di lesioni personali gravi per il lancio del petardo nella zona pescherie di Rialto, avvenuto la sera di martedì grasso durante un concerto. I carabinieri del nucleo natanti di Venezia, insieme agli agenti di polizia locale, li hanno rintracciati in meno di 24 ore anche grazie alle immagini dei video girati e sono stati denunciati in stato di libertà. I due avevano lanciato il petardo da un barchino in transito verso il palco del concerto e lo scoppio aveva provocato un problema all'orecchio del tecnico fonico, che è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti dal momento che in ospedale gli è stato anche riscontrato del sangue nel timpano. I due ventenni, dopo essere stati fermati presso l'isola del Tronchetto, sono stati portati al comando provinciale di San Zaccaria e interrogati. Al termine delle formalità di rito sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali gravi, accensioni ed esplosioni pericolose, molestia o disturbo alle persone. Il procedimento penale però non risulta concluso e la consapevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. L'episodio non sarebbe riconducibile a un particolare movente.